Bene, secondo CX, intanto un saluto ai nostri telespettatori, seconda puntata senza studio, ma d'altronde Ilenia abbiamo tantissime immagini e vorremmo che queste immagini fossero veramente la consacrazione a quel ciclocross che tutti sogniamo, partendo dalla seconda tappa di Spilimbergo con tutta la famiglia Fiorito, il gruppo di lavoro e soprattutto tanti atleti. Allora qua partiamo con gli esordienti, è incoraggiante vedere tanti iscritti, molti di più dello scorso anno, affascina tanto questo ciclocross e insomma partenza della prima gara di Spilimbergo, seconda tappa CX, quindi seconda tappa del Trofeo Triveneto. Esatto, siamo a Spilimbergo all'interno del centro polifunzionale La Favorita, che già aveva ospitato nelle scorse edizioni questa prova del trofeo. Ancora in Friuli Venezia Giulia, ricordiamo che la prova di oggi assegnerà i campionati regionali per quanto riguarda il ciclocross per tutte le categorie, 30 atleti tra esordienti maschile e esordienti al femminile, quindi sicuramente un gran numero considerando appunto il calendario nazionale che è partito anche in altre regioni. Qua sì, ma abbiamo la rivincita della scorsa settimana con la Papo e con la Bramati, e per quanto riguarda gli uomini abbiamo anche qua tanto da dire e anche tanto da combattere. Intanto la vediamo Lucia Bramati lì davanti con Alice Papo e Elisa Rumac, queste le prime tre, anche se in questo frangente di corsa sono ancora tutte attaccate. Ricordiamolo, si può correre, anzi venite a correre anche con le mountain bike, l'importante è avere il manubrio non superiore ai 60 cm. Questo era un percorso molto vario, aveva questa prima parte dove si poteva spingere e ad alzare la velocità, poi dentro la piscina da mountain bike che la polisportiva Trivium usa normalmente durante l'anno per gli allenamenti. Era importante qui saper guidare perché appunto c'erano tutte queste chicane, questi su e giù, e infine la scalinata classica nel finale che ci portava poi all'arrivo appunto all'interno del parco. Un percorso non particolarmente duro ma molto tecnico, diciamo che qua si impara a guidare, ecco. Servono questi percorsi perché sempre più all'estero stanno cominciando questi bunny hop, ovvero questi su e giù, queste paraboliche. È importante anche per i ragazzini saperli affrontare. Tra l'altro, sentendo anche degli atleti master che sono venuti per la prima volta a vedere una gara e a correre una gara della federazione, sono rimasti piacevolmente stupiti nel vedere come questi ragazzini molto giovani affrontavano questa parte del percorso. Scorso anno c'era un certo Torcianti che ha fatto veramente cose da pazzi. Quest'anno c'è un certo Sandrin, ma non solo. Jordi Sandrin lì davanti con Brian Olivo, abbiamo visto anche Davide Ruffoni, Edoardo Tagliapietra e Gabriel Fede. Sono questi ragazzini che si sono messi già in spolvero nella prima prova di Buia, gara nazionale, ricordo, per le categorie esordienti. Qui oggi c'è anche una lotta aperta perché c'è appunto il campionato regionale friulano. I nostri telespettatori tante volte ci chiedono, anche gli appassionati, come mai non mettiamo i G6. Insomma, i G6 sono ancora G6, noi preferiamo far vedere la gara che ha un titolo, che ha comunque un titolo della Federazione Ciclistica Italiana, e possiamo documentarlo senza tanti problemi. Intanto vediamo come sono le cose lì davanti. Sandrin sta andando molto bene, Brian Olivo non è mica l'ultimo arrivato neanche, e gente che comunque già fa vedere il piglio. Hanno già una buona capacità di guida e affrontano, tra l'altro, e lo vediamo, i tronchi già alla biker. Insomma, Jordi Sandrin ha dimostrato in questo momento di andare bene, come Edoardo Tagliapietra, mentre nelle donne anche qui abbiamo la figlia d'arte Lucia Bramati, abbiamo Elisa Rumac che ha vinto il campionato italiano lo scorso anno e abbiamo Alice Papo che è partita molto bene anche lei nelle prime uscite stagionali. Una domanda che mi viene da fare, ma forse è la domanda anche stupida, mi devi perdonare per questo, ma la domanda che forse tanti si pongono: qua vediamo tante biciclette da mountain bike, da cross, ma questo non è un po' svilire il ciclocross, o sbaglio? A mio avviso invece dare la possibilità di partecipare con il ciclocross va in determinate categorie ad ampliare il bacino di utenza, anche perché qua parliamo di società che magari non hanno la possibilità, non hanno una storia nel ciclocross, e comunque per fare attività nel ciclocross insomma, non è che costa poco, servono 2 biciclette, quindi avere già la possibilità eventualmente di poter provare
con la mountain bike, anche perché non a tutti piace il ciclocross. È un bel passo avanti della federazione, non a caso appunto vale per le categorie giovanili e le categorie master. Le categorie UCI nelle gare nazionali non possono usare appunto le bici da Sono mountain bike. contento per questa tua precisazione, perlomeno sono soddisfatto per la risposta. Adesso vediamo in seconda battuta Sandrin che soffre rispetto a Buia. Evidentemente è palese il fatto che lui ama i percorsi molto più fangosi e molto più, diciamo così, tosti. Tra l'altro in questa categoria posso farti notare il fatto che sono in continua crescita, quindi abbiamo un Brian Olivo che è già formato, ha già anche un fisico magari da atleta un po' più grande, mentre gli altri due sono leggermente più piccolini. Mi viene in mente appunto all'epoca quando c'era Tommaso Dalla Valle o Pippo Fontana, che poi Vero. magari si sono allungati di 10 Vero. centimetri, e quindi in questa categoria ancora conta molto lo sviluppo, quindi ci sono dei ragazzi che sono già più avanti di sviluppo e hanno magari anche la possibilità di spingere un rapportino in più. Lucia Bramati con Alice Pappo sono insieme, mentre in terza posizione ancora Elisa Rumac con Martina Qualizza in quarta. Vediamo appunto adesso il passaggio di Elisa Rumac. Una Roma che è un po' in difficoltà, forse è un atleta che, diciamo così, scalda i motori quando la stagione è un po' avviata, perché non è possibile che sia così in difficoltà. Siamo alle prime battute stagionali, la programmazione si sa non per tutti è uguale, dipende anche quando hanno fatto poi il riposo dalla stagione estiva. Intanto l'arrivo di Brian Olivo, lo vediamo già un fisico un po' più cresciuto rispetto agli altri. Trentino Cross Selle SMP va a vincere questa seconda prova del Trofeo Triveneto. In seconda posizione Jordi Sandrin, bravissimo anche Jordi, quindi Edoardo Tagliapietra in terza, Davide Ruffoni in quarta e Gabriel Fede in quinta. Ecco, intanto per battezzare anche la vittoria del portacolori del Trentino Cross Selle SMP, dopo gli allievi metteremo in servizio proprio della presentazione che c'è stato al castello, un bellissimo castello dove ha presenziato proprio tutta quanta l'intelligence del Trentino Cross Selle SMP. Adesso andiamo a vedere le donne. Per le donne l'arrivo in finale proprio di Elisa e di Alice Pappo, che va a battere nel photo finish, lo vediamo proprio quasi in volata, Lucia Bramati. Quindi in terza posizione Elisa Rumac, segue Martina Qualizza, Camilla Cattai e Vittoria Micheletto. Esattamente, le posizioni al contrario di Buia si sono dati la rivincita. E sarà un bel trofeo agguerrito tappa dopo tappa. Ecco, tanti dicono, ma il Trofeo Triveneto forse si sta salvando perché ha aperto veramente a tutte le regioni, perché se no, tanto vediamo indossare già le maglie, chiaramente Sandrini investe la maglia di capo classifica, visto la sua seconda posizione, e qua è ancora la Bramati che veste il Trofeo Triveneto con la casacca data da Giacomo Salvador. Con gli allievi adesso partiamo. Allora, abbiamo detto qua la crescita è importante, anche qua non possiamo dire che tutto è scontato. Tra gli allievi e gli esordienti la crescita sta veramente al giorno dopo. Ragazzi che nell'estate erano 1,30, in autunno hanno preso 20 centimetri. Questa è la situazione, non possiamo pretendere di avere già i campioni. Infatti il problema di molti genitori, li sento sui campi gara, è le scarpe da bici che cambiano anche di un numero e mezzo durante una stagione che può essere quella invernale. Tanti numeri anche oggi, siamo quasi a una sessantina di atleti tra gli allievi al primo anno e gli allievi al secondo 74. anno e le donne allieve. È una gara su strada questa qua. Quasi una gara su strada, e questo fa ben capire qual è il bacino di utenza del ciclocross. Il ciclocross sta crescendo, ci sono anche tante ragazzine che si approcciano al ciclocross e non tutte vengono dalla mountain bike, tante vengono anche dalla strada, quindi è giusto tra l'altro dare anche appunto visibilità, a mio avviso, a questi ragazzi che sono sì dei giovani, categorie giovanili, però parliamo comunque di atleti che nei prossimi anni potrebbero essere il futuro della specialità. Tra le donne allieve mi sta incuriosendo particolarmente Alessandra Grillo, questa ragazzina minuta, una Venere in miniatura, che ha una grinta esagerata e ha qualcosa che insomma a me incuriosisce molto come ragazza. Ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa a Vivaio Cicli Fiorin. Daniele Fiorin, che è penso uno dell'emblema della multidisciplinarietà, li porta la domenica nei campi da cross, il lunedì li fa fare, o il martedì li fa fare dietro moto in pista, quindi è veramente l'emblema di quello che dovrebbe essere la formazione di un giovane, provare di tutto di più. Abbiamo visto anche qui tanti ragazzi con tante estrazioni diverse, alcuni
che vanno già molto forte, intanto vediamo Asia Zontone lì davanti, ragazzi che vanno già molto forte, altri che magari non sono così scaffati, usano la mountain bike, però intanto stanno facendo dello sport, quindi io invito le società che ci guardano, portate questi ragazzi a fare sport d'inverno perché aumentano le difese immunitarie e hanno anche la possibilità di divertirsi e di fare anche tecnica. E voglio fare mia una frase che è già mia da tanti anni, ma l'ha detta e l'ha riconsacrata Daniele Pontoni: l'importante è che facciano sport, perché se sono qua non sono altrove i ragazzi. Insomma, quale frase migliore non poteva uscire. E molto spesso con loro ci sono anche le famiglie, quindi è proprio un modo di stare insieme tutta la famiglia. Intanto davanti abbiamo visto Tommaso Bettuzzi, partito già molto forte con Luca Dallago e Michele Chiandussi per quanto riguarda gli allievi al secondo anno, mentre gli allievi al primo anno con Manuel Capra, Paolo Semenzato e Marco Cao. Questi sono i primi tre atleti che abbiamo scorto da lontano. Ragazzi allieve, Alessandra Grillo già lì davanti con Marina Guadagnin, Asia Zontone che l'abbiamo già nominata e Martina Zanga, quindi queste le ragazze, sarà una bella lotta anche in ambito allieve. Una Asia Zontone che fino a questo momento qua un po' un tira e molla, perde posizioni, poi dopo le recupera, non ci sono incidenti particolari, proprio lei che evidentemente sta testando la gamba. D'altronde il papà non è l'ultimo arrivato, perché Zontone è stato un grande campione, insomma forse gli avrà dato qualche consiglio di non tirare alla morte ma cercare di testare la gamba. Tra l'altro questo tipo di percorso con questa scalinata è importante che ci sia all'interno del trofeo. Io sto facendo una gran campagna per il reinserimento dei tratti a piedi, perché appunto commentando le tappe all'estero sto vedendo come si sta tornando al cross di una volta, ovvero c'è sempre almeno un tratto /2 da fare a piedi e questi ragazzi devono imparare anche a correre a piedi, perché la corsa a piedi fa bene, può essere anche un valido sostituto quando non c'è tempo per andare fuori in bici o perché è scuro, perché molti ragazzi appunto vanno a scuola, e quindi il fatto di levare un po' il ritmo e inserire la corsa a piedi è sicuramente molto proficuo. È la quinta essenza del ciclocross, lo abbiamo detto tante volte, sono contento che tornerà alle bandie e spero che ci sia di nuovo protagonista quella salita ripidissima che mette a dura prova veramente tutti gli atleti, perché dobbiamo imparare a confrontarci con quelle che sono le regole del nord. Questi paesaggi oppure questo tipo di percorsi difficilmente li trovi in Belgio. Tu hai commentato anche il Super Prestige dal Belgio, abbiamo visto di quelle rampe che erano spaccagambe, ma d'altronde noi dobbiamo cominciare ad avere un metodo di misura che sia più quanto vicino alle regole del nord. Anche perché appunto le tendenze stanno ritornando al ciclocross di una volta, quello con queste rampe, con la sabbia quando non c'è. Addirittura ho visto percorsi in Belgio bagnati per poter appunto permettere agli atleti di andare a piedi, e le prestazioni a piedi dei top rider sono veramente elevate, ce vanno veramente forte, e poi i nostri quando magari vanno all'estero si trovano in difficoltà perché non sono abituati. È stato un errore, Elenia, di 20 anni fa, quando si pensava che il ciclocross dovesse avere una dimensione vicino alla strada, e così è stato veramente snaturato nella sua essenza. Ciclocross, ricordiamolo, sono rilanciare, rimettersi sui pedali, andare tante volte a piedi, spalla, bici in spalla e correre, perché è una disciplina che è così e va rispettata per quello che è, e credo che sia anche il suo incipit, il suo carattere. Esatto, tra l'altro i protagonisti ormai vengono per la maggior parte dal mountain bike, quindi comunque hanno una predisposizione un po' diversa a questo tipo di sforzo. Gli stradisti comunque faticano perché c'è questa mentalità delle squadre su strada di non fargli fare il ciclocross, ahimè. Intanto davanti lo vediamo Michele Chiandussi che cerca di forzare dietro Luca Dallago, Tommaso Bettiuzzi e Loris Farra con Luca Pescarmona, quindi proprio un gruppetto di atleti lì vicino che si possono giocare la vittoria tra gli allievi al secondo anno. E si parlava di crescita, vediamo Dallago quest'anno è lì vicinissimo a Chiandussi, gli sta veramente rendendo la vita difficilissima, anche questo ha fatto una crescita incredibile. Lo scorso anno era uno scriccioletto, adesso sta diventando un colosso e sta dando veramente del filo da torcere a Chiandussi. Donne allieve con Alessandra Grillo, Marina Guadagnin, Asia Zontone l'abbiamo appena vista, Marta Zanga e Giulia Maria Graf, un cadeau anche a Giada Borghesi, la più piccola della famiglia Borghesi, anche loro sempre presenti in questo ciclocross. E mentre tra le allievi al primo anno, attenzione perché Marco Cao oggi ha Paolo Semenzato come valido avversario, quindi non è potrebbe arrivare insomma una volata anche in questa situazione. È partito meglio quest'anno Marco Cao,
Cao, siamo contenti per lui, lo scorso anno qualche difficoltà, anche un po' di sfortuna, e quest'anno mi pare che sia partito col buzzo giusto, e insomma adesso vediamo già la parte finale, la parte che consacra. L'arrivo di Michele Chiandussi che riesce a staccare Luca Dal Lago in Vicinissimo per la seconda verità. posizione, quindi Tommaso Bettiuzzi in terza, Loris Farra in quarta, Luca Pescarmona in quinta, leggermente più staccato Emanuele Uez, quindi 5 atleti praticamente in volata per quanto riguarda gli allievi al secondo anno. Allievi al primo anno è un po' più facile per Marco Cao che ha 4 secondi di vantaggio, riesce a staccare Paolo Semenzato in seconda posizione, quindi Manuel Capra in terza, Valentino Nadalutti in quarta e Cristian Calligaro in quinta posizione. E dico bravo Marco perché ci ha creduto dall'inizio e sono contento, e questa è la Grillo. Alessandra Grillo, ancora ennesima vittoria per quanto riguarda le donne allieve, seconda sempre Marina Guadagnin, Asia Zontone, bel podio per lei in terza posizione, segue Marta Zanga, Giulia Maria Kraff, Giada Borghesi e Camilla Cassol. Una bellissima terza posizione per quanto riguarda Asia Zontone, che era un tira e molla. Tanto vediamo le maglie di capo classifica con Marco Cao e le interviste. Marco, sei partito meglio dello scorso anno, questo è sicuro. Sì, l'anno scorso nelle prime gare ho un po' di sfortuna, quest'anno ho puntato a iniziare bene, sono riuscito. Domenica ho avuto un po' di sfortuna, però oggi sono riuscito a vincere. Grazie. Direi che oggi comunque è stata una bella gara perché anche l'anno scorso non ho fatto questa gara e ci tenevo a farla, anche perché ho la maglia del Triveneto e ci tengo a tenerla. Penso che ci terrei anche a ribadire il campionato italiano. Sarà difficile, però lo spero. Chiandussi, allora intanto complimenti perché hai tribolato parecchio e questa vittoria è strameritata. Dietro c'è un certo Dal Lago che ha fatto una crescita rispetto allo scorso anno tremenda, forse il più maturato di tutti quanti, cosa ne pensi? Sì, oggi è andata molto bene e eravamo tutti in gruppo, c'era Dal Lago che questa gara è andato molto forte, infatti ha fatto secondo, poi c'era Emanuele, c'era Bettuzzi, c'era Pescarmona, ce la siamo giocata fino alla fine, poi nell'ultimo boschetto sono riuscito a prendere quei 5 metri che poi li ho tenuti fino all'arrivo e dai, sono contento come è andata oggi. Complimenti. Grazie. Ipotizziamo una sera d'autunno tra i monti variopinti della stagione. Mettiamoci anche qualche amico vero, quegli amici che condividono con te le stesse passioni. Mettiamo anche poi che in tutto questo ci si possa stare tutti insieme in un castello gotico caldo e accogliente, uno di quei castelli che si possono ammirare solo nei grandi film. Mettiamoci anche che questa grande bellezza venga accompagnata dalla presentazione della Trentino Cross Selle SMP, che in pochissimo tempo è diventata una tra le squadre più forti dell'intero movimento. Mettiamoci anche che oltre ai manager Paolo e Giorgio Leonardi ci sia un grandissimo DS campione del mondo di ciclocross, dal nome Daniele Pontoni, e tanti atleti che alla sua corte crescono e diventano campioni. Gli ingredienti ci sono proprio tutti per cominciare con c'era una volta in un bosco lontano lontano un castello e all'interno si trovavano. Giorgio Leonardi, presidente di questa bella società, un po' orgoglioso sei insomma di essere tra l'Olimpo delle squadre insomma, di grande eccellenza nel ciclocross. Certo, sicuramente i risultati che abbiamo avuto grazie ai ragazzi e grazie a Daniele Pontoni come li ha cresciuti sono di notevole importanza, quindi sicuramente siamo molto orgogliosi e stiamo dando il massimo per far sì che possano esprimersi al meglio. Diciamo intanto sognare costa un tubo. Hai mai sognato di avere tra i tuoi ragazzi un domani il ragazzo che mi va a vincere la Coppa del Mondo insomma? Ma diciamo che risultati con la squadra su strada ne abbiamo ottenuti tanti, abbiamo ottenuto anche medaglie a livello mondiale, quindi siamo molto orgogliosi e molto fiduciosi di poter ottenere altri risultati prestigiosi quest'anno e negli anni futuri. Sara, primo anno junior, la scommessa sarà insomma la rivincita con la Baroni ai campionati italiani, però la cosa è la notizia, l'abbiamo detto anche settimana scorsa, che tu sia qui, che tu continui a praticare il ciclocross e noi speriamo che tu possa continuare anche quando sarai elite. Sì, quest'anno è il secondo anno junior e speriamo di fare un po' come l'anno scorso, sono quelle sempre le speranze.
Poi vedremo come andrà gara dopo gara e sì, beh, la speranza è quella comunque di riuscire a correre il più possibile, anche negli anni a venire. Oggi con questa maglia tricolore, insomma, vesti la maglia importante per questa occasione, per questa presentazione, una grande squadra questa. Sì, certo, l'anno scorso a Monteprat sono riuscito a rinconfermarmi tra gli under 23 ed è stata un'ottima gara anche in vista poi del passaggio elite, comunque una maglia molto importante anche per questo team. E quest'anno abbiamo fatto un altro passo in avanti, come potete vedere il livello è cresciuto anche con Daniele, con il Leonardi, insomma abbiamo fatto un ottimo team e adesso siamo in inizio stagione e quindi ci sono tutti i presupposti per fare un'ottima stagione anche a livello internazionale, soprattutto a livello internazionale. Io ci sono, Daniele c'è, ci sono tutti, insomma, e quindi abbiamo solo tutto per far bene. Marco, tu non sei proprio più giovane, pur essendo un'età ancora da grande atleta, però in questa occasione sei un po' il faro, colui che deve dare, insomma, i consigli giusti, essere un po' il modello per questi ragazzi, una società che si sta muovendo proprio dalla base. Credo che sia nel Triveneto una delle poche che vuole veramente accelerare a livelli internazionali. Sì, diciamo questo progetto nato con Daniele e con Leonardi sta prendendo piede. Anno dopo anno stiamo crescendo sempre di più e diciamo il mio ruolo si sta spostando da atleta al 100% come ero fino all'anno scorso a collaboratore tecnico insieme a Daniele. Quindi ovviamente cerchiamo di dare sostegno a questi ragazzi che vogliono fare bene il ciclocross. Abbiamo Nadir, campione italiano, quindi una bella realtà che è solo l'inizio. Stiamo crescendo e quest'anno inizieremo a fare anche parecchie gare all'estero, quindi aspettiamo bei momenti, insomma. Si sta creando quell'interesse intorno al ciclocross che qualche anno fa non esisteva e forse questo è anche merito un po' del trofeo Triveneto e del Mastercross, o sbaglio? Ma sì, indubbiamente questi trofei, tutti i trofei fatti in Italia, il trofeo Triveneto, il Mastercross, il Giro d'Italia, sono tutti, anche adesso Lombardia, sono tutti trofei che avvicinano diciamo, i ragazzi, le squadre come noi, e a noi si avvicinano gli sponsor. Noi quest'anno abbiamo un'entrata molto importante con la Giant, quindi Giant Elive, il gruppo che ci seguirà con i mezzi per i prossimi 3 anni. Abbiamo mantenuto il rapporto sia con la SLSMP, che è anche il nostro sponsor, con Sidi, UN Bike, che sono diciamo nuovi, Paolo Leonardi che c'è sempre, e Vittoria anche quest'anno ha confermato ancora l'accordo per questa stagione, quindi Deda ci fornisce ancora le ruote, vuol dire che abbiamo lavorato bene, i ragazzi si sono comportati bene, ma credo che anche noi dietro tutto lo staff sta facendo un lavoro importante, come lo state facendo voi di Scratch, perché seguire questi ragazzi è importante perché si vedano durante la settimana in televisione, ma anche importante per noi e per i nostri sponsor. Tina Ruggeri, insomma, molto noto di teleciclismo. Oggi questa è una parentesi dell'attualità importante a detta stampa di una tra le società più in voga, insomma. Adesso abbiamo visto che ce ne sono molte, ce ne sono anche di belle squadre, insomma, oggi è una scommessa nuova per te. Sì, una scommessa che è iniziata lo scorso anno quando Daniele Pontoni, con il quale c'è un'amicizia ormai da 30 anni, siamo classe 1966 tutti e due, 30 anni fa io ho iniziato a scrivere di ciclismo, lui ha iniziato di nuovo a correre sulla strada, quindi insomma questa amicizia ha voluto scommettere su di me per il campionato italiano di ciclocross ed è stato un successo non grazie a me ma grazie a tutto lo staff che ha lavorato e poi ha detto prosegui, il ciclocross bene o male al di fuori o a qualche corsa comunque l'ho sempre visto, seguito, è un mondo completamente diverso da quello al quale sono abituata, la strada. Sulla strada siamo abituati a squadre da 30-25 atleti, tutti più o meno della stessa età, qui invece c'è il vivaio e c'è l'atleta di punta, anzi ponta in questo caso, e quindi è un mondo appunto diverso e quindi si conoscono realtà dal ragazzino, dall'esordiente, che è insomma piccolino ancora sui banchi di scuola, sino al professionista ed è un mondo in continua crescita, un mondo allegro, un mondo divertente, è quasi un rugby sul fango, sulla bicicletta, sulle 2 ruote, molto diverso rispetto alla strada. È un mondo dal quale secondo me la strada dovrebbe imparare di più.
Paolo Leonardi un po', insomma, senza retorica, sei la mente, sei colui che ha avuto la visione, il sogno e poi lo hai realizzato. Questa, abbiamo detto, è una società che compete veramente con il gotha delle società ciclocrossistiche, poi dopo quando andremo su strada parleremo di quello, ma oggi vogliamo parlare di questo. È difficoltoso trovare gli sponsor, tu ci sei riuscito e riesci addirittura a implementare anno dopo anno, quindi questo vuol dire, insomma, capacità e soprattutto anche credibilità. Beh, innanzitutto secondo me gli sponsor pretendono persone che abbiano le idee chiare. Sono passati i tempi dove serve solo la passione, oggi una squadra costa tanto e per cui chi mette dei soldini vuole vedere almeno che ci sia un progetto, che ci sia qualcosa dietro e noi questo lo sappiamo fare. Dicono che lo sappiamo fare bene e diciamo che questo lo sta dimostrando i fatti perché gli sponsor sono molto contenti e abbiamo dei nuovi ingressi come Giant quest'anno con un accordo di 3 anni ci crea delle prospettive molto interessanti perché è un'azienda olandese, è un'azienda che mastica il ciclocross tutti i giorni e per cui per noi è un trampolino di lancio sicuramente. L'ultima domanda, non poteva mancare l'organizzazione, Claes da qua a poco, insomma, anche voi vi cimentate nel trofeo Triveneto. Insomma, importante anche unire il Triveneto in maniera vera e propria, anche se qualcuno, il contrario, vorrebbero le classiche garette del casolare. E grazie al trofeo Triveneto e al Mastercross che oggi si può parlare anche di squadre che si affacciano al mondo delle ruote grasse. Ma allora, innanzitutto io penso una cosa, che il ciclocross crescerà molto nei prossimi anni, mi auguro, ma ci credo perché riesce a organizzare delle gare in sicurezza, cosa che adesso diventa difficile. Io sono il responsabile del Giro del Trentino femminile e dei percorsi e ogni anno è sempre peggio, per cui la strada sono sicuramente quella di avere delle manifestazioni che siano all'interno di una struttura in sicurezza. Noi quando crediamo in una cosa ci crediamo a 360 gradi, non penso che sia corretto che una squadra che vuole fare la differenza nel ciclocross non ci metta del suo organizzando una manifestazione. Per quanto riguarda il Triveneto penso che sia un circuito molto interessante, il fatto di avere un punteggio a squadre, un punteggio ad atleta è stimolante e per cui riesce a collegare le varie domeniche e per cui hai una buona partecipazione. Se non fosse così penso sarebbe veramente molto critica la cosa, pertanto chi dice di disgregare sbaglia, bisogna aggregare, bisogna potenziare, bisogna migliorare, bisogna far sì che come in Belgio chi va a vedere la gara paga il biglietto e chissà come mai ne arrivano 30.000 di persone, per cui qualcosa dobbiamo inventarci. Noi siamo qua, se qualcuno ha delle idee, noi ne abbiamo tante, però ci piacerebbe confrontarci con qualcuno. Bene, rientrati dopo la presentazione del Trentino Cross SL SMP, che visto che bel castello, Ilenia. Bellissimo, sembrava un castello medievale. Ho bello, fatto bello, il bello. castellano, tu non c'eri, io ho fatto il castellano. Bravo. Beh, intanto partiamo con l'affollata. Vabbè, insomma, ci tocca commentarla, però posso dire la verità, sono tanti. È una bella partenza perché abbiamo le donne elite, donne under 23, donne junior, donne master che già potrebbero fare una gara da soli, amatori fascia 2, fascia 3 e juniores maschi. Penso che in totale, anche un saluto a Ottavio Paccaniela, ritornato alle gare, penso che in totale siamo sull'80 di atleti, quindi veramente una gara affollata. Tante veramente le categorie, intanto abbiamo visto anche il ritorno e il rientro di Anna Oberparleiter e intanto partono già gli junior. Gara junior di altissimo livello, abbiamo tutti i protagonisti della gara di Buia, molti atleti appunto in cerca anche delle prossime convocazioni per la prossima prova di Coppa del Mondo che sarà a Valkenburg. Filippo Fontana, abbiamo Alberto Brancati, Calloni, i ragazzi appunto Lombardi, Loris Conca, Ceolin, insomma sarà veramente una gara difficile anche da interpretare visto appunto il percorso. Amatori della fascia 2 che partono assieme agli amatori della fascia 3, anche qui attenzione perché abbiamo sempre questo duello Giuseppin Zoppas in questo momento con Giuseppe Dal Grande che sta un po' facendo, insomma diciamo sta un po' dominando gli amatori della fascia 3, lui che è passato di categoria quest'anno. Ma d'altronde lui in quella categoria è un ragazzino, porco boia, non si gioca facile così, caro Beppo. Comunque l'impegno è tanto, lui è il ciclocross. Sono contento, Ilenia, che è già la seconda tappa che vedo Vito Di Tano, perché per me Vito Di Tano rimane
l'emblema del ciclocross, l'emblema della signorilità e l'emblema proprio di quello che potrebbe essere il futuro del ciclocross. Esatto, tra l'altro i calendari in Lombardia devono ancora partire, quindi gli atleti vengono qui per testare anche la gamma in vista dei prossimi appuntamenti. Partono anche le donne tutte assieme e già davanti la vediamo Anna Oberparleiter, quindi anche per lei dopo un piccolo riposo dalla stagione di mountain bike, subito a tutta, dietro di lei appunto abbiamo delle donne junior insomma interessanti, ci sarà sempre il duello fra Sara Casasola e Francesca Baroni, c'è anche Nicole Fede, attenzione perché insomma potrebbe essere insomma una bella gara e attenzione alle junior perché sono curiosa di vedere come se la caveranno in rapporto ad Anna. Io so che dirò una stupidaggine, tanti diranno ma io non capisco niente, ma sono contento. Però l'altra domanda che voglio porti è questa: vediamo che tra le junior e le elite non c'è un gap esagerato nella nostra situazione, non sarebbe meglio unificarle e dare una maglia sola? Ma non dico perché per non premiare le junior, ma proprio per dare dignità alle junior, che oltretutto possono giocarsela oramai alla pari con l'elite. Il fatto è che ormai in ambito internazionale sì, certo. Esistono, quindi esistono le under e juniores sono a parte rispetto alle donne elite. A mio avviso comunque la scelta di dare una maglia in più ha portato al numero di junior che abbiamo adesso, perché insomma se abbiamo sempre dalle 10 alle 15 atlete giovani, sicuramente diciamo che ha portato i numeri. Un po' forse bisogna fare un ragionamento sulle donne elite che sono sempre meno, questo sì. Tante hanno smesso, non c'è ancora quel grande ricambio. Io auspico che magari qualcuna dal mountain bike arrivi, o spero che magari qualcuna che eravamo abituati a vedere negli anni scorsi ritorni a fare il ciclocross. E tu settimana scorsa dicevi mi sarebbe piaciuto vedere la Chiara Selva da elite, però insomma in qualche maniera anche virtuale, diciamo così, la Chiara Selva è partita con l'elite, non è tanto lontana. Esatto, oggi c'è la possibilità anche appunto di vedere tutte le donne assieme. Andremo a vedere, intanto abbiamo visto Pippo Fontana partito fortissimo, dietro c'era Alberto Brancati, quindi Calloni, Tommaso Dalla Valle e tutti gli altri. Pippo Fontana partito bene, secondo me è un po' il dente avvelenato di quello che gli è successo a Buia, e sarà una bella lotta con Alberto Brancati. Calloni oggi un po' più sofferente in questo tipo di percorsi, quindi Tommaso Dalla Valle, Federico Ciolin, quindi una bella coppia anche qui. Vanno poi a scorrere tutti gli altri, aspettiamo anche di vedere la gara master uomini, perché anche qua oggi insomma Dal Grande, Zopas, Giuseppin, ce ne sono veramente tanti. Un Dalla Valle che rispetto allo scorso anno, che sembrava anche molto più vicino a Filippo Fontana, lo trovo molto migliorato e molto più maturato, e non vorrei che fosse la sorpresa di questo anno. Intanto Giuseppino sta andando via come una moto e Zoppas insomma gli tocca abbassare le orecchie. Diciamo che comunque anche qua ci sono un po' di anni di differenza. Sì, Intanto 5 Paolo anni, Pirini in terza posizione, mentre Giuseppe Dal Grande lo vediamo è già al comando per quanto riguarda la fascia 3, con Mauro Braidot subito dietro. Anna Oberparleiter nelle donne, vediamo sono tutte attaccate però le donne in questo momento, in questo frangente di gara. Anna subito dietro mi pare sia Sara Casasola, quindi Francesca Baroni, vediamo se ho ragione, sì, certo. Ok. E quindi, quando mai sbagli? No, sbaglio anch'io. Intanto sono loro tre le protagoniste però in questa prima parte della stagione. Ma sbagliando mai, uno si rende antipatico. No, sbaglio anch'io ogni tanto. Allegra Maria Arzuffi e Chiara Selva, che è già appunto in quinta posizione assoluta. Una Chiara Selva che non è a 16 km, lei è attaccata, voglio dire, se la sta giocando. E intanto questa è una grande atleta. Sì, un saluto anche a Tamara che è venuta a provare appunto il cross FCI e sono contenta Io la invito un lunedì di averla qua. portata. Sì, assolutamente la invitiamo qua. Intanto vediamo anche Perini in azione appunto in questa scalinata, quindi Severino Dalla Libera, e vediamo anche Anna Oberparleiter che ha già preso i master un po' più lenti con Sara Casasola e Francesca Baroni. Dicevi di Tommaso Dalla Valle, sarà secondo me un anno bello da vedere per quanto riguarda gli juniores, perché abbiamo veramente tanti atleti che possono giocarsela, non vedo in questo momento uno che domina rispetto agli altri, e quindi sarà una bella lotta anche in base alla tipologia del percorso. Intanto Dalla Valle con Ceolin. Sì, d'altronde poi dagli allievi agli junior cambia molto anche l'approccio tattico nelle gare, quindi lo vedo molto maturo io e Tommaso Dalla Valle, ma vedremo, insomma, lo scopriremo strada facendo. Insieme tanto stiamo scoprendo che un Calloni leggermente in difficoltà aveva
diciamo così, invaso, aveva dominato Buia, e qua oggi invece in questo terreno un po' più leggero sta pagando dazio. Sono tutti lì, oggi bisogna saper guidare molto molto bene la bicicletta. Abbiamo visto Alberto Brancati che aveva preso le redini della corsa, subito dietro Filippo Fontana, quindi Calloni era un po' a bagnomaria, probabilmente ha perso l'aggancio nella fase cruciale di corsa e quindi adesso fa fatica a riprendere il gap. Abbiamo visto anche Zoppas, intanto Giuseppini è lì davanti, non dimentichiamocelo, Perini e Giuseppe Dal Grande che sta dominando la fascia 3. Dicevi di una cosa molto giusta, e intanto voglio fare i complimenti anche a Giuseppe e Rossi che hanno veramente organizzato la grande, un distacco di 25, 30 metri o 15 metri nel ciclocross è qualcosa di importante, non soltanto psicologicamente. Intanto abbiamo visto Casasola e Baroni che hanno staccato Anna Oberparleiter, quindi in questo momento l'assoluta, che non esiste in ambito trofeo, però è importante anche per chi come me piace guardare anche in ottica nazionale, le due juniores hanno staccato Anna Oberparleiter, quindi abbiamo visto anche Nicole Fede, poi intanto Chiara Selva e Paola Maniago e via via tutte le altre. Abbiamo visto anche la Leonardi che sta crescendo bene in questo trofeo Triveneto rispetto allo scorso anno, un Flavio Zoppas che va di pressa e quindi fa le scale alla stragrande e molto velocemente, e insomma tutti quanti i leader della fascia 2. Fascia 3 vediamo un veramente gigantesco Beppe Dal Grande che quest'anno veramente sta avendo vita facile, mentre siamo già nelle battute conclusive di questo secondo CX, seconda tappa del trofeo Triveneto, con tutte le leader di classifiche lì davanti, per andarsi poi dopo ad appropriare del rush finale, quindi della vittoria di Spilimbergo. Esatto, abbiamo visto appunto sarà lotta anche questa volta per quanto riguarda Baroni e Casasola, quindi le prime due juniores, mentre Pippo Fontana ha un leggero margine di vantaggio nei confronti di Alberto Brancati. Lorenzo Calloni in questo momento mantiene la terza posizione. Abbiamo visto anche 3 junior davanti, una sola donna elite nelle prime 5 e Chiara Selva in mezzo. Benissimo, ho visto anche uno sbuffante Calloni, oggi l'ha patita, oggi non era la sua gara, oggi si vede che ha fatto veramente gli straordinari. Siamo già nelle battute conclusive di questo tracciato, un tracciato meraviglioso, un proscenio esagerato con queste tribune, e adesso insomma... Pippo Fontana assalta appunto in bici i tronchi e si invola verso la vittoria di questa seconda prova del trofeo Triveneto di ciclocross, quasi una rivincita rispetto alla sfortuna che l'aveva colto a Buia nella gara internazionale. Filippo Fontana lo vediamo va a vincere, 41 minuti e 45 secondi, anche tempo di impennare. In seconda posizione, staccato di 21 secondi, Alberto Brancati che giustamente applaude il suo diretto rivale, quindi Lorenzo Calloni in terza posizione, Loris Conca in quarta, eccolo qui, che batte in volata Tommaso Dalla Valle, quindi questi primi 5 junior uomini. Attenzione perché adesso le donne, anche qui è lotta, abbiamo visto Sara Casasola che è riuscita a staccare, non vediamo ancora Francesca Baroni, quindi si sta involando per la seconda vittoria stagionale, Sara Casasola che è in testa anche nell'assoluta. E qui vediamo veramente Casasola, Baroni e dietro la Oberparleiter. Eccola qua, ricordiamolo, sono 2 vittorie diverse, però intanto Sara Casasola va a vincere per quanto riguarda l'assoluta e le donne junior, in seconda posizione un'altra juniore, Francesca Baroni. Quindi in terza abbiamo l'arrivo di Anna Oberparleiter che vince tra le donne open. Sergio Giuseppin vince per gli amatori della fascia 2, quindi abbiamo visto anche Flavio Zoppas e in terza posizione Perini, eccolo qua. Amatore della fascia 3, lascio a te la cronaca. Insomma, sai che io ho la simpatia per questo, che per me è un fenomeno. Io nel 94 commentavo con De Zan i Super Prestige, già si parlava di Giuseppe Dal Grande, puoi immaginarti. Chiara Selva che comunque veramente lei si attesta in maniera diversa. Dominio di Chiara Selva per le donne master, quinta assoluta, ha passato tantissime elite, in seconda posizione Paola Maniago. La vediamo, l'altra campionessa italiana delle Master Woman 2, e in terza posizione Tamara Fabian. Tamara Fabian che l'aspettiamo in studio, dolcissima questa ragazza, e poi dopo un... Saluto a Ottavio, grandissimo, il mio maestro, a Ottavio Paccagnella. Grande famiglia, adesso l'intervista. Vinci, ma settimana scorsa è una tragedia, però ci conti a questa maglia. Beh, più che la maglia, sì. Allora, l'altra domenica era iniziata, diciamo, non proprio delle migliori, ma
oggi diciamo mi sono rifatto e sono contento così. Dopo vediamo come andrà il proseguo della stagione. Tu Brancati vinci in casa. Ma non posso lamentarmi di questi 2 primi risultati, quindi sicuramente sì, si punta a far bene il 10 in casa a Gorizia, che è pure tappa del Mastercross, e quindi speriamo vada avanti bene la stagione. Beppo, sei il Triveneto, sei il ciclocross, questo anche se si va avanti con l'età. Sì, diciamo quest'anno forse sarà una stagione un po' più facile per me quando sono passato di categoria, quindi sono io il più giovane della categoria. Dopo diversi anni dove ho corso con gente molto più giovane, quest'anno magari riesco ad avere un po' la vita più facile. Un po' più di soddisfazione. Sì, però diciamo che parto per cercare di raggiungere i più giovani davanti sicuramente. Insomma Giuseppin, complimenti, metti dietro Zoppa se non è cosa da poco. Tanto grazie tanto per i complimenti. Sì, Zoppas è sempre un osso duro. Le prime 2 tappe sono andate a meglio a me, speriamo che continui così. Noi te lo auguriamo. Grazie. Allora, anche oggi seconda, però insomma una bella gara e poi c'è Sara Casasola, insomma. Grazie, è stata una bella gara anche oggi, però purtroppo ho fatto degli errori che fate fin da piccola e che deve sempre migliorare. Comunque tanti complimenti a lei. Sara, insomma, sei un po' la vedette, tu sei nata per il ciclocross. Oh, come dico, nata forse no, però anche oggi è andata bene, per fortuna, sono molto contenta. È stata una bella gara come domenica scorsa e è andata bene, sono molto contenta. Ringrazio gli sponsor e la squadra. Ieri c'è stata la presentazione, oggi è un bel regalo sia per i Leonardi ma anche per Daniele Pontoni. Sì, beh, sicuramente penso siano contenti, io sono contentissima e niente. Complimenti a tutte e 2. Grazie mille. Grazie. Allora Micheletto, insomma, oggi un po' di soddisfazione c'è, avevate anche un'Anna Oberparleiter che è arrivata ultima alle premiazioni ma prima. Sì dai, oggi è andata benino, non sono molto soddisfatta in realtà della mia gara, però sono le prime gare quindi siamo qui per migliorare. Si dice che nelle gare a tappe non occorre vincere, ma l'importante è piazzarsi. Sì, purtroppo oggi non potevo far meglio perché sono partita indietro a causa di uno scontro in partenza e allora ho dovuto recuperare molto. Sono riuscita a recuperare tanto e quindi sono contenta. E vabbè, Hai la maglia? dai. Sì, infatti, dai, è importante. Bene, questo è il T-Final Cut, l'atto finale di Spilimbergo con i big. Mi fa piacere ritrovare un Enrico Franzoi che oggi dovrà testarsi, oggi dovrà, diciamo così, confermare la splendida forma di Buia. Certo è un alto percorso, certo è un altro tipo di fango, quello di Buia era completamente diverso da questo di oggi, qua oggi è molto più scorrevole e bisogna vedere se Nadir Coledani vorrà veramente riappropriarsi della leadership, anche se lui è un under 23. Tutto è pronto, sono partiti come delle saette. Smarzaro è partito fortissimo, sì, Nicola, e la fascia oggi. 1 pure ti dovrò vedere. C'è il ritorno di Carmine Del Riccio. È ritornato anche Carmine Del Riccio, intanto Smarzaro, Sala, abbiamo visto anche Paccagnella e Enrico Franzoi. Attenzione perché abbiamo veramente Nadir Coledani, ci sono tantissimi. Fascia 1 sono in tanti, è tornato Carmine Del Riccio, quindi un po' l'attenzione mediatica va un po' su questa lotta tra Carmine Del Riccio e Simone Perin. E beh, insomma, ci sono tutte le alchimie giuste per poter dire, bah, vedremo. Certo che Carmine Del Riccio, l'abbiamo detto, ogni anno che passa un anno in più, però è ancora un fenomeno, uno che poi dopo ha una pedalata elegante, sa stare sulla sella in maniera veramente bella, lo vedi, è piacevole vederlo pedalare, un po' anche come Paccagnella. Intanto abbiamo visto come questo tratto, che probabilmente aveva un piccolo avvallamento, viene affrontato in maniera diversa. I primi l'hanno preso in bicicletta, gli altri sono scesi. Davanti c'è già Franzoi con Nadir Coledani, quindi Stefano Sala e anche l'abbiamo visto un Daniel Smarzaro. Ma vediamo come morde Nadir. Nadir oggi secondo me ha voglia anche un po' di rivincita Incazzato. rispetto alla settimana scorsa, perché veramente la settimana scorsa è stata un'ecatombe per quanto riguarda i cambi e quant'altro. Quindi, ma che bello che sarebbe avere un servizio anche
in queste gare di meccanici, insomma sarebbe qualcosa in più, ragazzi. I meccanici lavorerebbero tantissimo, infatti spero che arrivi poi il momento in cui avremo anche il servizio meccanico per tutti. Quindi nel frattempo intanto vediamo Nadir Coledani che mordeva il freno e già sta attaccando dietro Franzoi, Sala e appunto abbiamo visto Smarzaro partito molto forte, Jacob Dorigoni, Marco Ponta, Michelino Bassani e Thomas Paccagnella. Sono tutti là, vuol dire che insomma c'è abbastanza lotta, ma il percorso è abbastanza, diciamo così, onesto, benigno, che riesce a far stare tutti incollati, non è particolarmente ostico. Oggi c'è la possibilità di restare anche un po' a ruota se si sa guidare molto bene, comunque bisogna avere una buona condizione per riuscire a tenere i ritmi, specialmente in questo frangente di gara nel pistino dove appunto non era così facile, diciamo, affrontare questi su e giù. Vogliamo dire Spilimbergo patria del mosaico, ma soprattutto da lì a poco, a Sequals, la casa del grandissimo Primo Carnera. Noi lo scorso anno abbiamo fatto un mini documentario, ma ci piace comunque ricordarlo, come d'altronde il Friuli, ricordiamo, era la settimana del 9 ottobre del 63, quando ci fu la catastrofe. Un cadeau devo darlo, del Nicola, Vajont. però E poi abbiamo dopo visto qua, chiaro, Cipriano Gottardi, infatti secondo me non c'è il ciclocross e non c'è Cipriano Gottardi, quindi Esatto. grande Cipriano per l'ennesima stagione ancora elite, ancora lì davanti. Uomo del 51, volevo ricordare proprio la catastrofe del Vajont, proprio nel Friuli, nel 9 ottobre del 63, quando alle 22:39 si staccò veramente una montagna sul Monte Toc e portò la morte di oltre 2000 persone. Ecco, ricordiamolo, era la settimana, mi pareva giusto anche sottolinearlo. Giustamente, Stefano Sala intanto cerca di partire, di anticipare un minimo Nadir Coledani, ma Coledani è sempre lì dietro. Enrico Franzoi oggi soffre un po' assieme a Smarzaro, Ponta, Dorigoni e Thomas Paccagnella. Anche Paccagnella sta crescendo piano piano, sicuramente avrà ancora un po' di bagordi del viaggio di nozze da smaltire, ma sono convinta che lo vedremo protagonista nelle gare di dicembre. E a me incuriosisce molto la squadra della Corate, che devo dirti la verità, con un Mosè Savignago che secondo me il prossimo anno, già quest'anno, ma il prossimo anno ha delle sorprese da farci veramente gustare. Lui sta credendo molto, lui è un biker, diciamo, di passione, ma sta strizzando molto l'occhio al ciclocross. E intanto questo è Carmine Del Riccio già davanti, Simone Perin in questo momento sta appunto soffrendo il ritmo di Carmine, che ricordiamo comunque sta girando veramente con ritmi importanti, insomma da primi 15 open, quindi bravo anche Carmine è un po' la Chiara Selva nella parte della fascia 1. Intanto abbiamo visto Coredani, un saluto anche a Renato Longo, è bello vedere appunto i campioni del ciclocross lì sul percorso ed è bello vedere i giovani che guardano e imparano dalle traiettorie degli elite. L'abbiamo fatto apposta perché questo è Nadir Coledani, che oggi dopo la presentazione al Castello si è veramente insomma infervorato e sta andando alla grande. Bene anche Ponta, vorrei sottolineare che Ponta lavora, perché tutti quanti dicono lavorano, ma anche lui ha i suoi giù con le mulattiere, insomma, nell'esercito, e si può allenare veramente poco. So che il progetto del Trentino Cross è quello di farlo diventare l'allenatore in campo di Daniele Pontoni. Nel frattempo vediamo questo gruppetto con Paccagnella, Smarzaro e Jacob Dorigoni giovanissimo, giovane anche Smarzaro, giovane anche Michelino Bassani, quindi tanti atleti al primo anno già in grado di tenere buona parte del ritmo dei nostri elite. Intanto Carmine Del Riccio è davanti a Simone Perin e Mauro De Rocco, atleti anche sloveni in questa gara, ricordiamolo, siamo comunque in Friuli Venezia Giulia, quindi grazie agli accordi frontalieri abbiamo anche alcuni atleti sloveni al via. Ecco, bisogna anche dire questo, che tante volte la gente non sa, anche per le assicurazioni, insomma è tutto a posto, ci possono fare, perché ieri si dava qualche polemica. Voglio ricordare che prende parte anche Andrea Pozzato, qua si è catapultato tra i grandi, lui è fresco junior, ma adesso è catapultato con gli under 23, non è nelle primissime posizioni, ma sta lottando veramente come un leone. Nel frattempo intanto vediamo anche le categorie amatoriali che stanno affrontando appunto questo tratto di percorso dove si poteva spingere leggermente in più. Dicevo, il cross è in bello perché ci sono queste sfide interne, ma ci sono anche veramente i campioni di un tempo che sono a bordo strada e che tifano appunto i beniamini. Intanto abbiamo visto Sala e Nadir Coledani e Enrico Franzoi leggermente staccato. E posso dire con un certo orgoglio che il ciclocross, se è ben interpretato e ben ripreso, non per dire che Gianni Dal Santo, ma è l'unico che interpreta il ciclocross così come lo vediamo,
primi piani, facce, possiamo anche addirittura guardare lo sforzo dell'atleta e immagini a volte da copertina, non per dire, ma insomma non è merito mio, per la carità, però la verità. Ed è anche più facile commentarle, Nicola. Vabbè, lo vediamo. Assolutamente. Esatto, hai perfettamente Tra ragione. l'altro abbiamo visto appunto Del Riccio passato, bello questo passaggio tecnico, Nadir Coledani che cerca di un po' di tirare in questo passaggio, che vede un po' appunto Franzoi in sportellate. difficoltà. Intanto anche Sala si è preso una bella sportellata sulla spalla. Jacob Dorigoni, anche lui che riesce a tenere un ritmo molto alto. Quindi Marco Ponta, Thomas Paccagnella e Daniel Smarzaro sono questi, diciamo, i 7-8 protagonisti della gara di oggi. I magnifici 7, diciamo così, con un Nadir Coledani che veramente ha sbeffeggiato e ha sberlottato un Enrico Franzoi Però, in leggera difficoltà. Nicola, guarda Franzoi Ho che visto, veloce detta tutta. nella scalinata, quindi anche Hai qua colto- probabilmente Enrico è il cross hai internazionale e ha già una grandissima potenza a livello di corsa a piedi. Hai colto un particolare che ti faccio i complimenti, guarda, davvero è molto bello vederlo anche sulle scalinate, con quale velocità e con quale leggerezza veramente l'ha affrontata. Siamo già nelle battute finali, tra poco vedremo, intanto un saluto anche a Bigliani, e qua insomma Tronchi da saltare se in la fa bici così, ed è veramente passerella come bersi la finale. gazzosa. Esatto, passerella finale, anche una grande rivincita rispetto alla sfortuna della settimana Bravo scorsa, Nadir. però bravo Nadir, anche e soprattutto perché la settimana scorsa non l'ho visto imprecare come al solito, quindi è cresciuto anche di testa questo ragazzo. Nadir Coledani, Trentino Cross SLSMP, va a vincere la seconda prova del Trofeo Triveneto di ciclocross, quindi vediamo in seconda posizione a 13 secondi Enrico Franzoi, bravo Enrico, perché comunque sì. non era un percorso per lui. In terza posizione Stefano Sala, per lui insomma un inizio Bravissimo di stagione ragazzo bravo, questo. giovane, e Educato e anche tutto. lui sarà il futuro del ciclocross, quindi Sala in terza posizione, è il secondo under 23, quindi Marco Ponta, lo vediamo, Jacob Dorigoni, atleta giovanissimo al primo anno, anche lui, Thomas Paccagnella, Daniel Smarzaro, Michelino Bassani, Rudy Molinari e Matteo Vidoni. Questi sono i primi 10, con intanto la volata tra Dorigoni e il più esperto Thomas Paccagnella. Neanche un po' di rispetto Dorigoni, questa qua non dovevi farla. Però quando si è in gara secondo me poi guardano poco. Bravissimo anche Smarzaro che comincia a ingranare rispetto appunto alla prima stagionale, e bravo anche Michele Bassani, insomma sono tutti ragazzi che erano juniores, quindi abbiamo tantissimi under nelle prime posizioni. Nadir Coledani che si appresta ad andare alla cerimonia protocollare, un saluto anche ad Enrico Franzoi che giustamente va a salutare Renato Longo, Compaesani. quasi compaesani, mentre passerella anche per Carmine Del Riccio. Non me ne voglia il Che secondo, ma 5 minuti di vantaggio nei confronti, un giro praticamente, nei confronti di Simone Perin. Quindi tornato alla grande anche Carmine Del Riccio, autentico dominatore per quanto riguarda gli amatori della fascia 1. E io aspetto gli atleti dell'Axi che hanno vinto a Buia per vedere poi come sarà. Prima di passare alle interviste dobbiamo mandare un bellissimo servizio, oramai è una giornata totalmente dedicata al Friuli. Totalmente dedicata al Friuli, con il quarto Gran Premio Valli del Natisone, 14° trofeo Banca Popolare di Cividale del Friuli, gara per la categoria Juniores. Servizio di Christian Baum. Nadir, complimenti, una grande vittoria, una soddisfazione immensa, comunque mettersi dietro Franzoi. È chiaro che erano due classifiche separate, però... Vabbè, certamente io ormai corro per arrivare assoluto. Oggi è una gara molto veloce, molto dura, qui è casa mia, insomma, dove mi alleno, però sai, comunque un avversario di questo calibro non è mai scontato. È stata una gara veloce, sapevo che si arrivava con pochi secondi perché la differenza non c'era essendo asciutto, e niente, è andata così. Sono contento di essermi un po' rifatto la domenica scorsa, che è stata una domenica veramente buia, però la condizione sapevo che c'era, perché comunque quest'anno sto preparando la prima parte di stagione molto bene, la prima vittoria è arrivata, e insomma ringrazio la squadra e tutti gli sponsor e tutti i sostenitori che sono venuti a fare il tifo. Enrico, tappa completamente diversa da Buia, abbiamo capito che col fango tu vai come il vento, oggi qualche difficoltà? Sì, ho avuto un piccolo problema meccanico a un certo momento nel secondo giro, e ho perso un po' quei 10-15 secondi per rimettere a posto la ruota. E niente, era un percorso che comunque era difficile un po' per me, perché comunque era molto tecnico, c'erano molte curve, molti passaggi tecnici, però comunque sono soddisfatto, perché comunque quando le cose sono difficili e si hanno delle buone situazioni vuol dire che la strada è giusta.
Carmine, insomma, fascia 1, è un piacere vedersi un anno all'altro, non sei invecchiato per niente e vai sempre come una moto. No, sono invecchiato e come. Cioè, ci si diverte come agli inizi e poi è sempre un piacere rivedere tutto il movimento così, vedo che cresce in continuazione, ogni anno è sempre meglio, sempre più numeri. Una bella gara oggi comunque. Sì, io l'ho usata come test per vedere com'ero, però come sto. Bella, qualche cambiamento però bello. Mi fai i saluti al bar dove si riuniscono i genitori tuoi e tutti quanti gli amici? Vi saluto Angioletto e company, ciao papà e ci vediamo giovedì su Scratch alle 21. Torna il grande ciclismo in Friuli Venezia Giulia con il quarto Gran Premio Valli del Natisone, 14° trofeo Banca Popolare di Cividale per Juniores, organizzato dalla Ciclistica Forum Iuli con il supporto del GS Giro Ciclistico del Friuli Venezia Giulia. Ciao, semplicemente ciao, difficile trovar parole molto serie, tenterò di disegnare come un pittore, farò in modo di arrivare dritto al cuore con la forza del colore qua. Sindaco, dopo il passaggio del Giro d'Italia, questa è un'occasione in più per conoscere un territorio straordinario che ha tanto da offrire dal punto di vista naturalistico, storico, dell'arte e dell'enogastronomia. Sì, effettivamente è così. Tutti i comuni delle Valli Natisone, le Valli Natisone sono composte da 7 comuni e tutti quanti lavoriamo per cercare di promuovere questo territorio che è un territorio fantastico. Abbiamo avuto l'occasione e anche il piacere e l'onore di avere il passaggio del Giro d'Italia che veramente ha dato un tocco al nostro territorio. Ha migliorato anche la viabilità assolutamente, ma in questo momento qua questa grande gara, questo grande appuntamento ricalca l'80% del Giro ed è una cosa molto piacevole per noi. È giallo come luce nel sole, rosso come le cose che mi fai. Ragazzi da tutta Italia, anche molti sloveni, insomma un segno anche dell'internazionalità di questo territorio. Noi siamo zona di confine e i rapporti sono eccezionali con la vicina Slovenia e quindi è un onore per noi avere tutti questi, atleti di livello di questo spessore, veramente un onore a questa gara. Atleti già schierati in griglia in attesa del via per il quarto Gran Premio Valli del Natisone, 14° trofeo Banca Popolare di Cividale, riservato alla categoria Juniores, organizzazione a cura della Ciclistica Forum Iuli con il supporto del gruppo sportivo Giro Ciclistico del Friuli Venezia Giulia. La corsa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di San Pietro al Natisone e supportata dalla Banca Popolare di Cividale, oltre che dall'importante sostegno giunto dalla provincia di Udine per quanto riguarda l'assessorato al turismo. La carovana muove da San Pietro al Natisone per affrontare 10 volte un circuito di 12 km che si concluderà sul traguardo dopo 120 km di gara. Elevato il livello dei partecipanti, 105 gli iscritti provenienti dalla Friuli Venezia Giulia, dal Veneto, dalla Lombardia, oltre che dalla Slovenia e dalla Croazia. Tra gli altri anche tanti atleti in procinto di partecipare ai prossimi campionati del mondo a Doha in Qatar, in rappresentanza della nazionale italiana, slovena e croata. Tra gli atleti più attesi oggi sicuramente Tadej Pogačar, vincitore quest'anno del Giro Ciclistico della Lunigiana, ma nonché Samuele Battistella, fresco vincitore del trofeo Buffoni, Luca Mozzato, il forte velocista della Contre-Autozari, che cercherà quindi di tenere il gruppo compatto in vista dello spunto di Mozzato. Stiamo affrontando quindi le prime pedalate di gara con i 105 atleti, un percorso che lo stiamo già vedendo adesso tecnico, non presenta importanti difficoltà altimetriche, ma sicuramente i continui saliscendi che caratterizzano il tracciato, la strada con i tanti cambi di direzione potranno
selezionare il gruppo in vista del traguardo che vi ricordo è posto dopo 120 km di gara. Saranno quindi 10 le tornate del tracciato che misura 12 km e vedete la partenza è subito molto forte, una andatura subito molto importante sì da queste fasi, con il gruppo che si porta già in lunga fila indiana. Lo vediamo bene dalle immagini che ci regala la nostra motoripresa, che si sta riportando sulla testa della corsa. Vedete che adesso stiamo per portarci su un corridore che è solitario, un atleta al comando. Noi ci portiamo con la nostra motoripresa sulla testa della corsa dopo aver saltato il gruppo, ed eccoci che stiamo arrivando sul corridore solitario al comando, e si tratta, mi verrebbe da dire, niente po' di meno che di Tadej Pogačar, il vincitore del giro ciclistico della Lunigiana. Pronti via, quindi il forte atleta sloveno non bada sicuramente ai convenevoli, si mette lui in prima persona all'attacco nelle prime fasi di gara. Davvero un atleta di indubbio valore tecnico e tattico, anche perché in questa fase lo vediamo sta cercando sin da subito di far saltare il banco, di rompere le uova nel paniere alle formazioni dei velocisti. Lui che sicuramente è un atleta sì dotato di un ottimo spunto veloce, ma che si trova meglio in volate di gruppi più ristretti. Quindi Tadej Pogačar subito attacca l'atleta della Radenska Lubiana, vincitore quest'anno anche di una tappa della classifica finale della Lunigiana, della corsa della pace juniores, e anche un terzo posto agli europei, e che sicuramente potrebbe fare molto bene ai campionati del mondo, anche se si addicono verosimilmente atleti con caratteristiche un po' più da velocisti. Lui che comunque si difende bene anche in salita. Vedete come il gruppo subito dopo l'attacco di Pogačar si stia già spezzettando, anche se non ci sono difficoltà altimetriche importanti, ma i continui saliscendi, l'andatura che è stata da subito velocissima, questo attacco improvviso magari da parte di Pogačar stanno già facendo esplodere praticamente il gruppo nel corso delle prime fasi di gara. Intanto anche le bellissime immagini della Valle del Natisone che ci regala la nostra regia, con adesso in coda al gruppo che sta dando la caccia a Pogačar, un'andatura molto sostenuta sin dalle prime battute, un gruppo che quindi non vuole lasciare troppo spazio al vincitore quest'anno, abbiamo ricordato, del Giro della Lunigiana, a colui che è stato sicuramente alla partenza tra i favoriti della vigilia. Eccolo qua Pogačar al passaggio sotto il traguardo con il gruppo che lo sta per riprendere. Lui che adesso è stato subito protagonista di un giro velocissimo. Vedete che siamo ormai in vista. Comunque vada, è Pogačar che va a vincere il primo traguardo volante di giornata. Insomma, già un risultato. Tadej Pogačar lo ha portato a casa. Gruppo che comunque non lascia spazio, ben conoscono gli atleti del gruppo la potenzialità e anche la pericolosità di lasciare troppo spazio ad un atleta come Pogačar. Con le immagini siamo ancora ad un attacco con Simone Quargnal della Danieli, Filippo Zana, altro atleta da tenere d'occhio, atleta al primo anno nella categoria, vincitore quest'anno della classica del 18 d'agosto, la Coppa Pietro Linari, e Filippo Simeoni della San Vendemiano Team CF. Questi tre atleti stanno uscendo dal gruppo, andatura velocissima, siamo ormai a circa 10 km dalla conclusione, con il terzetto al comando che però non sembra avere per il momento una buona spinta. Zana ovviamente lavora in funzione di uno sprint da parte di Luca Mozzato, che è il capitano in caso di arrivo allo sprint della formazione diretta da Mauro Bissoli. Vedete proprio Zana che si volta a controllare la situazione. Gruppo che si sta avvicinando. Adesso stanno rientrando però altri atleti. Si tratta di Fabio Mazzucco della Borgomolino ed ancora Matteo Panarotto della Contri, con Mattia Finotto della Fontana Fredda. Questi gli uomini che si riportano sulla testa della corsa. Vantaggio comunque minimo nei confronti del gruppo. Battute conclusive di questa corsa, il pubblico
sta attendendo l'epilogo della gara, quando adesso siamo a meno di 2 km dal termine. Abbiamo 9 uomini al comando, tra quali sta provando ad allungare Samuele Battistella della Cyber Team Breganzi. Gli altri atleti sono Simone Quargnai della Danieli, Alberto Zanoni della Contri, Filippo Simeoni della San Vendemiano, Matteo Panarotto, anche lui della Contri, Mattia Finotto della Fontana Fredda, Fabio Mazzucco della Borgomolino di Nascita, Filippo Vidotti del Cycling Team Friuli. E attenzione, perché anche questa volta, e non poteva essere diversamente, in quanto è sempre stato nelle prime 5 posizioni della corsa, che siano state in fuga o all'inseguimento, Tadej Pogačar, che praticamente è in fuga dal primo chilometro. Si è fatto riprendere un paio di volte e poi subito è ripartito, ma adesso ci prova Samuele Battistella. Cyber Team Breganze, il vincitore del trofeo Buffoni, l'internazionale che si è svolta a Montignoso in provincia di Massa. Sta tentandolo a lungo, siamo a meno di 2 km dalla conclusione. La pedalata di Battistella in questa fase con le mani al centro del manubrio per cercare una posizione aerodinamica. Dietro però il vantaggio è davvero limitato. Maglie della Contri che stanno guidando l'inseguimento. Siamo nelle battute conclusive, siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro. Ultimo chilometro nel quale, proprio al triangolo rosso, nel 2012 Seid Leeds allungò e proprio grazie a questo spunto riuscì a vincere. È già al comando Battistella, vedremo se riuscirà a tenere il vantaggio in questi ultimi metri di corsa. Atleta dotato comunque di un buono spunto veloce, sta però provando la carta della sortita solitaria. Samuele Battistella, intanto stiamo entrando negli ultimi 500 metri di corsa, si stanno avvicinando gli inseguitori, pochi metri di vantaggio. Si potrebbe ricompattare il gruppo degli uomini al comando in vista dello sprint, andatura velocissima, ancora qualche metro di vantaggio per Battistella, lo vedete in fondo a questo rettilineo. A centro gruppo invece Tadej Pogačar, quando stiamo per ormai entrare nel rettilineo conclusivo in cui vedremo in funzione la nostra telecamera fissa. Ancora una decina di metri di vantaggio per Battistella, che però sotto la spinta degli uomini della Contri sta perdendo ed è ripreso in questo istante Samuele Battistella. Sono gli uomini della Contri a lanciare la volata, una volata lunghissima con abbiamo Zanoni in testa, che attenzione alla rimonta però di Mazzucco, ma esce con forza Tadej Pogačar, che non si accontenta di stare in fuga tutto il giorno e va a vincere anche in volata. Tadej Pogačar della Radeska Lubiana vince quindi davanti a Simone Quargnai della Danieli, Filippo Vidotti del Cycling Team Friuli, Alberto Zanoni della Contri, Fabio Mazzucco della Borgomolino, Filippo Simeoni della San Vendemiano CF, Mattia Finotto della Fontana Fredda, Matteo Panarotto Contri Autozai, Samuele Battistella ripreso praticamente ai 400 metri conclusivi del Cycling Team Breganze e Leonardo Marchiori della Borgomolino di Nascita. La volata di potenza senza neanche alzarsi sui pedali da parte di Tadej Pogačar consegna al dominatore del Giro della Lunigiana anche il Gran Premio Valli del Natisone, trofeo Banca Popolare di Cividale, e lo proietta come uno degli atleti più attesi in vista dei prossimi campionati del mondo a Doha. Lo sprint vincente di Tadej Pogačar che corona una gara davvero eccezionale, sempre in fuga e vincitore allo sprint. Tadej tutto il giorno in fuga e hai trovato la forza di vincere la volata. Che vittoria! Yes, it's great victory. I was all day in the breakaway. Sì, questa per me è proprio una bella vittoria. Sono stato tutto il giorno in fuga e quando il gruppo ci ha ripreso, devo dire la verità, mi sono un po' scoraggiato. Ho cercato di recuperare nell'ultimo giro e mi sono trovato in ottima posizione quando il gruppo era all'ultimo chilometro. Ho trovato un corridoio aperto davanti a me e ho spinto fino alla fine. Sono davvero soddisfatto. Ciao, semplicemente ciao. Disegno l'erba verde come... Questo è un bel biglietto da visita per il mondiale, Tadej. Yeah, this is very great. Certo, questa è una vittoria che mi dà molto morale per il mondiale in Qatar, dove dovrò lottare sicuramente anche col caldo, ma questa vittoria è una motivazione in più.
Bene Elenia, siamo in chiusura, una trasmissione fatta come è una radiocronaca questa qua che abbiamo fatto, senza immagini da studio. Settimana prossima saremo a Cles. Prima gara nuova, questa del trofeo di quest'anno, questa gara appunto a Cles, territorio trentino, e quindi ci aspettiamo anche un bel percorso perché è disegnato dal Trentino Cross di Daniele Pontoni. Quindi Valle di Non, Valle delle Mele, ma anche del buon vino a mezzo lombardo per andare in Val di Sole, insomma nel cuore del Trentino che conta. Quindi andremo volentieri là per la terza tappa CX Trofeo Triveneto. Tu invece sarai dove? Io sono a commentare il Super Prestige di Zonhoven, quindi la gara più bella del cross a mio livello, secondo me mondiale. Ma cos'è, Super Prestige oppure È tappa prova? del Super Prestige, tra l'altro è tutta sulla sabbia e hanno milioni di telespettatori, un pozzo di folla ogni anno, quindi speriamo veramente sia un bello spettacolo. Bene, l'appuntamento è per settimana prossima, cara Elenia Lazzaro, bye bye anche a te, Ciao buon a tutti lavoro. e alla prossima settimana.